parla come la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1101 di oggi, mercoledì 17 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciò la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Ma detto ciò, il pezzo con cui abbiamo aperto è John Scatman con Scatman 1994. Siamo ovviamente sul chi vive in questa puntata perché stiamo aspettando tutti il verdetto della Cassazione a proposito del caso Open Arms. I giudici sono entrati in Camera di Consiglio quest'oggi attorno alle 11:20. Le accuse, vi ricordo, contro il ministro, nonché attuale vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, sono sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. L'avvocato Bongiorno, Giulia Bongiorno, che difende il segretario della Lega, ha detto nell'arringa tutte le presunte violazioni di legge sono ancorate a circostanze di fatto stravolte. La sentenza dice a monte che il soccorso non si doveva concedere, c'è un'inammissibilità evidentissima, si cita il caso Diciotti come similare a quello di Open Arms, ma la Diciotti è una nave della Guardia Costiera italiana, l'altra una ONG spagnola. Nella sentenza impugnata ci sono precise indicazioni di tutte le opzioni che aveva Open Arms. I report sono la prova che non c'è stato sequestro di persona. Nel ricorso si dice l'opposto di quello che è scritto nella sentenza. Quindi, signore e signori, siamo evidentemente alla battaglia finale, perché la Corte di Cassazione decide stasera se Matteo Salvini debba andare in carcere oppure no, se fare il ministro e dire no a determinate cose sia lecito oppure no. Insomma, attendiamo ovviamente la decisione finale della Suprema Corte. Vi ricordo che Matteo Salvini era stato assolto tra l'altro dalla Procura di Palermo che però, o meglio
dal Tribunale di Palermo, il quale dopodiché c'è stata l'impugnazione ad opera della Procura di Palermo, che addirittura per saltum è zompata dritta dritta alla Corte di Cassazione. Quindi aspettiamo e naturalmente nel corso della nostra trasmissione saremo pronti chiaramente ad adeguare il copione di questa sera, perché nel momento in cui noi avremo notizie dal palazzaccio, è chiaro che a quel punto ci sarà un intervento del nostro direttore responsabile, Giovanni Sallusti, e poi sentiremo alcune delle voci all'interno del partito della Lega e soprattutto apriremo il telefono allo 0292947222 per le vostre reazioni. Intanto voi potete cominciare a dire la vostra al 340 670 9659. Natalia, se sei pronta, manda pure il diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi e poi abbiamo il Qui Parlamento con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Non si placa il dolore e l'indignazione per la strage del 14 dicembre scorso di ebrei a Sydney da parte di 2 palestinesi, padre e figlio. Il bilancio, peraltro non ancora completo perché ci sono molti feriti gravi, è di 15 vittime, la più anziana delle quali è un ebreo di 87 anni che era sopravvissuto all'Olocausto e la più giovane è una bimba di 15 anni. Dell'attentato si sa tutto, è rimasta in ombra invece la figura di un palestinese di passaggio che, anziché nascondersi dietro le auto per sfuggire alla micidiale sparatoria, è uscito allo scoperto, ha affrontato a mani nude il terrorista figlio, lo ha sbattuto per terra e gli ha sottratto l'arma, che però non ha usato per sparare a sua volta, ma ha deposto contro una pianta ed è poi stato gravemente colpito dall'attentatore padre. Questo palestinese esemplare non era un poliziotto, non aveva conoscenze militari, ma voleva con il suo solo coraggio far cessare la carneficina. È un palestinese come gli attentatori, ma non era un attentatore. La sua è una figura da ricordare e onorare, anche se purtroppo è stata subito cancellata dalla cronaca. Solo con gente così, infatti, si può sperare di cominciare a costruire la pace. Qui Parlamento. Benissimo, grazie a Pierluigi Magnaschi per il suo diritto e rovescio, ma io do il bentornato all'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Buonasera onorevole. Io do un saluto e un grande abbraccio a voi, a tutto lo staff di Radio Libertà e ai vostri radioascoltatori. Grazie onorevole. Senta, come sono andate queste comunicazioni? Ho visto che c'è stata anche Maretta in aula, Conte che ha urlato ipocrisia, ha parlato di ipocrisia, la Schlein che ha detto che le comunicazioni della Premier sono basate sul nulla. Mi pare però che la Meloni gli abbia precisato alcune cosine, o sbaglio? Ma sì, secondo noi ovviamente è andata molto bene come Lega, vabbè, permettetemi di dire, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dovrebbero veramente provare a capire se... Chiedo scusa, è stato assolto Salvini. Scusate? Scusate? Sì, cerco di recuperare subito Antonino. Scusate, sono in linea? Sì, è ancora in linea, cerco di recuperare È in Antonino. linea. Okay. Chiedo scusa, è stato assolto Matteo Salvini, è definitiva, lo dice ora Rai News 24, Cassazione, definitiva la soluzione per Salvini. Onorevole, un commento a caldo. Giustizia è fatta, bene che sia andata bene per il nostro segretario federale, siamo assolutamente contentissimi, direi che tutta la grande comunità militante della Lega adesso, oggi, in questo momento deve festeggiare, ci stringiamo intorno al nostro segretario federale e oggi abbiamo ribadito
che difendere i confini non è reato e che entrare in questo paese in modo illegale, quello invece sì che è reato. Bravo Matteo, viva la Lega, viva la Lega, viva la Lega. Appunto, direi che fare il ministro dell'interno non è reato, onorevole. Assolutamente, fare il ministro dell'interno e farlo come l'ha fatto Matteo Salvini e come lo sta facendo Piantedosi, che come sappiamo è un ministro in quota Lega. Infatti, questa è la cosa più importante. Soprattutto questo significa che l'Italia deve avere mano libera nel regolamentare e agire in tema di immigrazione illegale. Guardate, noi abbiamo già abbassato gli ingressi illegali della metà, abbiamo già abbassato i flussi illegali della metà, certo abbiamo bisogno di un supporto europeo e all'interno della discussione di oggi è anche passato un concetto importante proprio su questo tema, proprio sul tema dell'immigrazione clandestina. Ora, noi pensiamo che l'Italia abbia fatto la sua parte per la guerra in Ucraina e pensiamo che l'Europa e alcuni partner, non tutti, alcuni partner europei stiano giocando con il fuoco. L'invito che facciamo come Lega è quello di seguire il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seguire Washington, perché il mondo occidentale deve andare compatto e se Bruxelles e alcuni paesi europei pensano di andare nella direzione opposta, pensano di usare un linguaggio bellicista, pensano di scherzare con il fuoco, in questo momento stanno solo mettendo i bastoni fra le ruote al presidente Trump. Il mondo occidentale, se vuole, può fare la differenza, possiamo far fare la pace a quei due paesi, però bisogna seguire Washington e se Bruxelles spacca questo fronte, sta spaccando e avrà la responsabilità storica di spaccare questo fronte. Quindi l'invito che facciamo ai paesi europei e alla von der Leyen, alla Commissione, è di seguire Trump sulla via della pace. Dicevo, abbiamo fatto tanto sul fronte est, abbiamo la necessità di investimenti sul fronte sud, il Mediterraneo. Oggi è ancora più probabile che succeda in una delle capitali europee quello che è successo a Sydney, quello che è successo ai mercatini di Natale, quello che è successo nella metropolitana di Madrid, quello che è successo al Bataclan, quello che è successo al giornale satirico francese, potrei continuare, Londra, gli attacchi Onorevole, ci ha raggiunto il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Facciamo entrare anche lui, perché la notizia appunto che lei sta giustamente commentando, la ricordiamo ai nostri ascoltatori, è che la Cassazione conferma l'assoluzione a Matteo Salvini per il caso Open Arms. Giovanni, ci sei? Sì, buonasera Antonino, buonasera onorevole. Scusate l'irruzione, ma una serata eccezionale in senso tecnico, no? Quindi mi permetto di aggiungermi alla chiacchierata, ecco. Vai pure, Giovanni. No, io a caldo vorrei dire questo, ma perché ci tengo, ci abbiamo insistito tantissimo qui su Radio Libertà in questi mesi. Allora, stasera, da un punto di vista della fattuale, diciamo, vince Matteo Salvini, nel senso che la soluzione per il caso Open Arms è definitiva, ma da un punto di vista di principio, da un punto di vista, sì, filosofico, vince anzitutto, secondo me, un signore che si chiamava Charles-Louis de Secondat, meglio noto come barone di Montesquieu. Sì, vogliamo esagerare stasera, ma perché non è un'esagerazione a nostro giudizio. Cioè vince ovviamente il notissimo teorico, primo grande sistematizzatore della separazione dei poteri. Cioè questa decisione della Cassazione, che recepisce tra l'altro la richiesta anche dei PG che rappresentavano l'accusa, sancisce una volta di più, se ce n'era bisogno, evidentemente nel nostro paese ce n'era bisogno, che il potere politico ha una sua zona di autonomia e delle sue competenze che non possono essere divorate dall'ordine giudiziario, che ne ha altre sue ovviamente, ma come abbiamo sempre provato a far notare, tematiche come la gestione dei flussi migratori,
la tutela dei confini dello Stato nazionale, la decisione sulle modalità con cui si può entrare legalmente nel proprio paese o non si può entrare, sono sfere di competenza della politica, dei governanti, che peraltro ricevono su questo un mandato dai governati, cioè si presentano alle elezioni, presentano delle proposte di gestione o altre di non gestione, ma comunque del fenomeno migratorio, ricevono un consenso. Questo andò in scena, no? Una normalità di una democrazia liberale. Faccio notare tra l'altro che quella politica famigerata dei porti chiusi in realtà ha anticipato quelle che ormai sono le politiche che vanno per la maggiore nel continente, anche magari da parte di governi di centrosinistra. Sopra le Alpi non è, diciamo, come abbiamo detto più volte, sinonimo di fascismo gestire l'immigrazione e contrastare l'immigrazione clandestina, ma è un dato di convivenza civile assodato. Quindi stasera siamo felici perché abbiamo sempre trovato infondato e, come dicevo prima, neanche lunare, perché la Luna è troppo vicino alla Terra, extragalattico il processo a Salvini, e pensiamo che anzitutto da un punto di vista della storia delle idee vinca il barone di Montesquieu. Non so come... Intanto, Giovanni, ti chiedo scusa, intanto io voglio ringraziare l'onorevole Giglio Vigna e al piacere di risentirci presto, onorevole. Grazie a voi, dal gruppo dei deputati della Lega, insomma, si è già diffusa la notizia, quindi il giubilo è di tutto il gruppo, ma mentre mi stavate parlando anche il mio cellulare, stavo guardando il mio cellulare, stanno arrivando centinaia di messaggi da militanti, sostenitori, amici della Lega, insomma una sentenza che era veramente molto attesa, un sospiro di sollievo, molto bella l'esposizione del direttore sulla separazione dei poteri, è un qualche cosa che qui da territorio auspichiamo che si vada in questa direzione. Il governo e il Parlamento fanno le leggi, il governo le fa eseguire e la magistratura deve giudicare. Se vi sono delle sovrapposizioni, salta lo Stato di diritto, salta lo Stato di diritto, non possiamo più definirci uno Stato di diritto, quindi bene, mentre mi parlate sento messaggi WhatsApp e telefonate che arrivano da sotto, dal territorio, gente che vuole condividere questo momento, quindi allora lasciamo andare, onorevole. Sono stato fortunato che mi avete chiamato in questo momento, sono stato indegnemente fortunato, c'erano forse persone ed esponenti della Lega più importanti e più prestigiosi di me che potevano condividere con voi questo momento, però diciamo ogni tanto la fortuna arriva così casualmente, non agli audaci ma casualmente. Grazie a lei. Jingle di chiusura e poi senza pubblicità abbiamo subito il sottosegretario Alessandro Morelli al telefono. Qui Parlamento. E buonasera al sottosegretario Alessandro Morelli. Allora, la Cassazione ha parlato. Antonino, buonasera direttore. Buonasera sottosegretario e benvenuto su Radio Libertà. Bentornato. Grazie per questa opportunità di festa, bisogna festeggiare. Non c'è alcun dubbio, chiunque creda all'espressione democrazia liberale stasera deve festeggiare, indipendentemente da come la pensa politicamente. Guarda, visto che ho sentito la sigletta di Qui Parlamento, ero al Senato, proprio sono appena uscito dal Senato, dove ci sono le dichiarazioni, adesso le dichiarazioni dei gruppi a seguito dell'intervento del Premier, al quale poi a seguito delle dichiarazioni dei gruppi ci sarà la controreplica del Premier, e abbiamo ricevuto la notizia, la collega senatrice Pucciarelli è già intervenuta chiaramente in maniera molto solida, definendo ipocriti e sottolineando quanto si debbano vergognare i colleghi del Movimento 5 Stelle, che oggi appunto si devono vergognare perché hanno causato non solo anni di processo
al segretario della Lega, ministro dell'Interno, ma anche a una persona che è stata vittima di una vicenda giudiziaria che voi avete descritto, noi tutti abbiamo descritto per tanti anni. Ma io ero seduto ai banchi del governo e avevo di fianco il ministro Lollobrigida e potete immaginare, pure io, va bene, lo so, non si dovrebbe fare. Ho applaudito alla grande quando appunto è stata data questa notizia in aula. Lollobrigida sorridendo mi fa: beh, non si potrebbe applaudire dai banchi del governo? Io, ma che me frega, perché oggi veramente è una liberazione, signori miei. Quindi vabbè, qualcuno mi manderà il cicchetto, ma oggi veramente è una giornata di festa e questa sera bisogna aprire la bottiglia buona in attesa del Santo Natale, un grande regalo. Non c'è Direi alcun anche dubbio. in attesa del referendum sulla giustizia, sottosegretario. Peraltro oggi bravissimo, perché da oggi di fatto parte la nostra campagna referendaria. Ogni sezione della Lega diventerà un punto per promuovere il sì al referendum sulla giustizia. Noi dobbiamo sottolineare come non solo stiamo raccogliendo vicende giudiziarie che hanno toccato tantissime persone, ma abbiamo l'esempio principe, la punta dell'iceberg, che fortunatamente oggi si è risolto, ma che sarebbe potuto continuare, e lo sappiamo perfettamente. La Premier mi ha chiesto: ma da quando, perché probabilmente nel suo intervento, nella sua replica, farà un accenno alla situazione che ha riguardato Salvini, da quando Matteo è stato oggetto delle attenzioni delle procure legate al suo lavoro di ministro dell'Interno? Io sinceramente ho dovuto fare un po' il calcolo, perché se questa a cui facciamo riferimento in questo momento, cioè quella della Open Arms, è durata 4 anni, ci siamo già dimenticati che Matteo era già stato oggetto delle attenzioni delle procure, sempre sul fronte del blocco dell'immigrazione. Il caso di Ciotti, insomma, per molti ricorderà qualcosa adesso che lo citiamo. E dovendo fare un po' mente locale, sono arrivato a ricostruire che la prima udienza alla quale Matteo ha partecipato come vittima della giustizia è stata nel settembre del 2020. Quindi stiamo parlando oramai di oltre 5 anni nei quali, come sappiamo, non solo il ministro, non solo il leader della Lega, non solo il politico, ma l'uomo, la persona, il cittadino Matteo Salvini è stato oggetto delle attenzioni delle procure su una vicenda che è partita completamente per ragioni politiche. Ora, quindi, questo, diciamo, è l'incipit della nostra campagna elettorale, campagna referendaria per il sì. Certo, io scusa Antonino, faccio solo un'incursione, Prego, prego. avevo una curiosità da chiedere al sottosegretario Morelli, poi vi lascio alla discussione. Qui prima abbiamo detto, appena uscita la notizia, cioè fattualmente vince ovviamente, ne siamo lietissimi, Matteo Salvini, ma in punta di principio vince anche, abbiamo detto, un signore che si chiama Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, il teorico della separazione dei poteri, perché, come dire, era una follia fare di una scelta politica un fatto giudiziario. Volevo chiederti, uno, cosa ne pensavi tu, e due, come, perché secondo me è interessante anche capire questo, come è stata vissuta nella comunità politica umana della Lega questa causa, questo processo, come abbiamo detto, extragalattico più che lunare, se ci racconti anche questo aspetto. Ma innanzitutto, chiaramente, sul fronte della separazione delle carriere, diciamo che la riforma, l'intera riforma, metterà l'auspicio è che metterà fine, ma è chiaro che stiamo parlando di un problema così grave e così grande che non basterà solo questo, serviranno anche ulteriori riforme, perché non è solo la separazione delle carriere, ma è anche la riforma del CSM, che è all'interno della riforma stessa della giustizia, che è fondamentale. Cioè, questi stanno impazzendo. Pensare che i magistrati non vengano più scelti sulla base della loro tessera o appartenenza politica, ma
addirittura in questo caso vengano sorteggiati. Potete immaginare quanto questo scombini i piani di queste associazioni, che chiaramente sono associazioni lobbistiche che hanno un potere enorme, cioè mettere sotto processo le persone, addirittura, sottolineiamolo, limitare la libertà personale dei nostri concittadini. Dunque, da questo punto di vista mi sembra che sia evidente quanto la riforma sia necessaria, oltre chiaramente al caso Salvini. Per quanto riguarda la nostra comunità, oltre al fatto che oggi sarà ed è una giornata, una serata di festa, dall'altra parte c'è di fatto una grossa preoccupazione, perché voi pensate a Salvini, al leader della Lega, che comunque ha le possibilità di usufruire di una campionessa del foro come Giulia Bongiorno, nostra senatrice, avvocato chiaramente arcinoto. Ma voi pensate a qualunque cittadino che debba affrontare processi così marziani quanto dicevi tu, direttore. Scusa, ma le spese processuali, le spese d'avvocato, la fatica di dover approcciare queste situazioni chiaramente sono devastanti dal punto di vista psicologico, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista sociale. Tu immaginati di essere additato nel tuo comune dove tutti ti conoscono, al bar, quello lì è quello sotto processo. Ora, chiaramente l'auspicio è che si possano risolvere la stragrande maggioranza delle problematiche legate alla giustizia. Ribadisco, il problema è gravissimo, è grande, e quindi non basta una medicina per salvare il paziente, ma indubbiamente queste sono tutte azioni che vanno nella direzione giusta. Indubbiamente, io vi lascio perché capirete che dobbiamo anche aprire il sito, ovviamente, con questa lievissima notizia, e quindi dovrei occuparmi di Buon questo. lavoro, direttore, grazie per quello che fai. Grazie a te per la tua presenza, e ovviamente rimanete collegati con Antonino Danna, che continuerà ad approfondire quella che stasera è la notizia. Grazie e a dopo. Grazie ancora, sottosegretario. Insomma, al piacere di risentirci presto, di nuovo. Grazie a te, Antonino. Andiamo a stappare la bottiglia migliore. Molto bene, ci sta. Alla salute. E allora, noi riprendiamo la linea, 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp. Nel frattempo, Natalia, per favore, chiama Antonio Zennaro. Ovviamente avremmo dovuto fare la diretta con conto corrente, ma naturalmente chiediamo anche ad Antonio un intervento su questa soluzione. Dopodiché avremo altri amici, altri ospiti che contatteremo attraverso il telefono. Poi tra tra una decina di minuti, un quarto d'ora, apriremo il telefono ai vostri commenti allo 0292947222. Nel frattempo Maurizio mi scrive: ottima conclusione di un'assurda prassi giuridica, ora ricordiamoci bene i nomi di chi ha perseguito questo disegno, mai dimenticare. Antonio Zennaro, ciao Antonio. Allora, buonasera Antonino. Ben trovato. Ben trovato, molto ben trovato. Direi, insomma, quindi fare il ministro dell'interno non è reato in Italia. Allora intanto sono contento veramente per Matteo, perché è stato un processo lungo, difficile, e penso, al di là dopo dell'aspetto politico, anche il peso umano e personale, penso sia stato pesante, perché comunque rischiava veramente anni e anni e anni di carcere, no? Questa era una vicenda, poi tutti ce la ricordiamo, che era della scorsa legislatura e del primo governo, no? Il governo giallo-verde, e quindi anche i tempi della giustizia, no? Fanno un po' ridere, sarebbe, anche parafrasando Totò, e adesso chi paga? Visto che stasera è una serata particolare, no? Non entreremo nel merito del conto corrente, lo faremo nelle prossime settimane. Antonino, è veramente un'ottima notizia, però ragazzi, ma veramente è stato un processo costruito sul nulla,
Cioè, adesso non è che devo parafrasare tutto quello che era accaduto, io l'ho detto anche varie volte in Parlamento nella scorsa legislatura. Cioè qua ragazzi o i confini, quindi la Costituzione hanno valore o non vale più nulla, no? Quindi finalmente viene stabilito un'attività che è stata fatta come ministro degli interni e ha applicato semplicemente la legge. Quindi ben venga finalmente che il principio che il governo fa il governo e gli altri devono rispettare le leggi, anche tutte queste ONG, che poi insomma ci sono vari temi, no, Antonino, che io ho toccato anche in vari interventi. C'era tutto un disegno volto a destabilizzare l'Europa attraverso i flussi migratori. Dopo non è che uno ha le prove concrete, questa roba qua, però basta vedere i flussi economici, finanziari di tutte queste ONG, cioè non è che stiamo parlando della teoria del complotto, cioè ci sono i soldi, i bonifici che finanziano delle ONG, finto ONG, che andavano là per portare avanti e indietro gente, insomma, per destabilizzare poi i paesi europei, non solo, anche negli Stati Uniti è stata fatta tutta un'operazione per destabilizzare, che è stata denunciata anche da Trump, da Musk, insomma, sui social. Quindi insomma c'era una politica a livello globale di alcuni, insomma, finanzieri, non lo so chi sono questi soggetti, insomma, anche con alcune addirittura dell'ONU, no, per creare il melting pot, no, sulle nazioni, e quindi spingere le migrazioni. E poi non è che è la teoria, cioè è un dato di fatto, no, statistico. Quindi Salvini si era messo contro questo disegno, questa è la verità, per quello ricordate Richard Gere pure, no? Cioè Antonino si è messo contro, e sono contento che finalmente insomma si ristabilisce la verità. E poi ragazzi, se fai le cose, cioè in tutto, nella vita, nel lavoro, e Matteo Salvini è uno che fa le cose, a differenza anche di tanti altri politici, no? Quindi si assume le responsabilità. Questo è il vero forza di Matteo Salvini, anche adesso nelle infrastrutture, no? Tonino, chi fa le cose a volte si prende responsabilità, poi viene attaccato, ma perché fai? Se non fai niente o fai solo le chiacchiere, come ci sono tanti politici anche in Parlamento, ragazzi, facile criticare, no? Ma anche tanti tra italiani, cioè, quanti si mettono la critica? Quello ha fatto così, invece chi fa? E il 2026 sarà sempre di più l'anno di chi fa, quindi io sono veramente contento sotto profilo sia anche politico, ma soprattutto personale per Matteo, perché non se lo meritava questo processo inutile, se poi ci fosse, no, quando tutta una responsabilità di chi mette in piedi questi processi. E poi sarà nel tema 2026 la riforma della magistratura. Antonino, il problema c'è comunque, gli imam che vengono, no, tirati fuori, quelli che, cioè, dopo non voglio entrare, però ci sono situazioni che uno si difende a casa, sì è vero che la legge è cambiata, però poi c'è l'applicazione della legge che, insomma, ho visto, no, sono tante situazioni, no, quindi alla fine il governo deve fare il governo, ma tutti gli altri soggetti dello Stato devono rispettare le leggi che fa il governo, ok? Quindi finalmente poi è anche un messaggio anche a livello geopolitico che in Italia non è che si può arrivare a fare quello che si pare, no? Quindi questo è veramente un messaggio positivo, penso, per l'Italia, oltre che per Matteo Salvini. E quindi assolutamente guardiamo con positività 2026, che si continuino delle politiche, insomma, le politiche di, ovviamente, che i clandestini non possono venire. E anche lì poi un contenimento dei flussi, secondo me, è sicuramente positivo, perché comunque sia non è facile l'integrazione, Antonino. Certo. Tutti i paesi che hanno aperto ancora di più dell'Italia, perché poi Matteo Salvini, no, si è esposto in maniera diretta, però altri paesi hanno fatto una politica di open borders, cioè frontiere aperte. Antonino hanno dei problemi pazzeschi, cioè infatti la Germania per prima. La Germania per prima. Ho visto anche adesso un video su Vienna, addirittura quest'anno per la prima volta saranno più gli stranieri a Vienna che i cittadini di lingua tedesca, quindi si sta stravolgendo completamente poi intere città, Milano anche, no, c'è un grosso problema, c'è un tasso per cui
proprio statistico, per cui non si può, cioè, dopodiché si rischia di diventare riserva, cioè, Certo. significa che noi italiani diventiamo minoranza, riserva, ma questo è un stravolgimento di quello che è la logica dell'integrazione, no? Anche perché poi se tu vuoi imporre, no, la sharia, l'arabo nelle scuole, tutta una serie di cose, addirittura adesso ormai nelle scuole è diventata una prassi, una scuola pubblica, però sta cosa anche l'eliminazione del Natale di Gesù, insomma a me non mi piace tanto questa roba qua, lo dico anche a me. cittadino, un'opinione personale, va bene l'integrazione, però non possiamo manco annichilirci, non possiamo manco diventare, cioè c'è una sinistra estrema che sta sostituendo Mao a Maometto. Lo dico, questa è un'opinione personale, no? C'è questa volontà di autoeliminare la propria storia, la propria vita, è chiaro che è stato laico, non è che, però le tradizioni sono quelle, no? Quindi eliminare tutto. Insomma, Antonino, non è il massimo, quindi ben venga questa soluzione e ben venga che questa energia positiva anche per Matteo Salvini, che sia un 2026 di grande crescita, prosperità per l'Italia, per il Paese e anche per la Lega. Perfetto, grazie ancora caro Antonio, Grazie. e a mercoledì Alla prossimo. Grazie, ciao. Al telefono c'è con noi una co-conduttrice di questo programma, perché da qualche puntata è qui nella squadra di Zoom, l'onorevole Laura Cavandoli. Laura, ciao. Buonasera a tutti, ciao Antonino, tutto a posto? Oggi bellissima notizia, guarda, un sospiro di sollievo. Direi, senti, insomma, la campagna elettorale per il sì al referendum sulla giustizia non poteva cominciare meglio. Esatto, ma anche perché l'avrei detto, però effettivamente guardiamo la storia, i fatti di Open Arms risalgono al 2019. Cioè all'estate del 2019, ora siamo nel dicembre del 2025. La giustizia italiana per 5 anni e mezzo ha tenuto in scacco il leader di quello che era il principale partito di maggioranza, poi dopo siamo andati in opposizione. No, ma è una cosa, comunque il principale partito italiano. Credo che sia veramente un esempio, questa causa, questo procedimento contro Matteo Salvini, l'esempio di quello che non deve fare la giustizia. Non può influenzare, perché chiaramente sovvertire quello che è il voto popolare. Non è che la politica non deve avere limiti, ci mancherebbe, ma questi limiti vengono dati dalle leggi e non da un'applicazione distorta, perché la stessa parte di questo processo è un sintomo dell'ingiustizia di questo processo. E questo credo che sia un concetto assolutamente importante, lo dico anche da avvocato, quindi non da parlamentare, però è veramente un segnale che va sottolineato, insomma. E quindi bene per questa definitiva soluzione. In realtà pacificamente, insomma, viene negata la richiesta della Procura di Palermo di avere un rinvio, insomma, praticamente una cassazione della soluzione di Palermo, quindi in questo momento si conferma quindi la soluzione già avuta in primo grado. Quindi devo dire un messaggio importantissimo per la politica e per Matteo Salvini, ma un messaggio importantissimo anche su quelle che sono le disfunzioni di una giustizia che è diventata ingiusta, soprattutto nei rapporti con la politica. Il referendum va nella direzione di rendere una parità fra l'accusa, che detta all'americana, la pubblica accusa, per noi sono ovviamente la procura, il PM e la difesa, una parità che veramente va a essere affermata con questo doppio CSM, insomma, che va a individuare i magistrati, diciamo, requirenti e magistrati giudicanti, quindi magistrati che sono poi dei PM e magistrati che fanno i giudici. Separazione totale delle carriere e sorteggio per individuare chi farà parte di questi consigli superiori che si occupano dei trasferimenti, delle promozioni, in realtà hanno veramente tante competenze, però quelle che più si sentono sulla pelle dei cittadini sono effettivamente quelle relative a chi è il PM, chi è il giudice
chi va a capo di quella determinata procura, chi va a capo di quel determinato tribunale, e in questo devo dire le distorsioni le abbiamo viste, le abbiamo purtroppo vissute, e noi della Lega le abbiamo, devo dire, subite. Questo quindi è sì, come dici tu, un bellissimo segnale per l'inizio della campagna elettorale, per confermare il sì che il Parlamento ha già dato al referendum, ma è anche, credo, un bellissimo segnale per Matteo Salvini, che finalmente vede definitivamente riconosciuta la bontà del suo operato da Ministro dell'Interno. E credo che per lui sia un segnale importante, anche di tranquillità umana, perché quando uno rischia un sequestro di persona, quindi rischia di andare veramente in carcere, non è che vive tranquillamente la propria giornata, la propria esistenza. Quindi devo dire un significato importante per Matteo Salvini e per la Lega. E poi lo diciamo perché abbiamo visto anche quello che è successo oggi in Europa, insomma, devo dire che questa Europa così diciamo assente nelle politiche dell'immigrazione, adesso sta prendendo una direzione che va sempre di più nella direzione appunto delle richieste della Lega. Oggi è stato riconosciuto la validità dei paesi terzi. 2 settimane fa, insomma, si è data una spinta a quelle che sono il tempo di richiesta, un'abbreviazione dei tempi per la richiesta del permesso di soggiorno, l'individuazione dei paesi sicuri, e quindi tanti tasselli che vanno a limitare quello che è l'effetto dell'immigrazione in Europa. In Italia noi purtroppo sappiamo bene che l'individuazione dei paesi sicuri è sempre stata bocciata dalla magistratura. Le norme, abbiamo fatto 2 decreti immigrazione, quindi entrambi prevedevano i paesi sicuri e entrambi sono stati disattesi dalla magistratura. Quindi andiamo avanti in questa direzione. E poi, se posso, oggi c'era alla Camera dei Deputati le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni per appunto il Consiglio d'Europa che si svolge domani 18-19 dicembre a Bruxelles, e chiaramente si parlerà anche di immigrazione. Io devo dire una cosa che giudico abominevole: le urla e i fischi dalla parte della sinistra quando lei ha riportato che è possibile, diciamo, accogliere o fare dei CPR in paesi esterni, quando ha detto che l'Unione Europea ha riconosciuto i paesi sicuri. In quel momento ci sono state le urla e i fischi da parte del Partito Democratico e della sinistra. Cioè, io credo che sia una cosa folle. Cioè, non si fa. Abbiamo una sinistra che non fa gli interessi degli italiani, che non vuole difendere i nostri confini, che non vuole difendere gli italiani, che non vuole difendere i cittadini che li votano. E non capisco quale sia l'interesse, perché effettivamente politicamente io credo che mi votano gli italiani e io faccio quello che mi chiedono gli italiani. Abbiamo delle città che stanno diventando delle polveriere, sono veramente problematiche per una immigrazione incontrollata e spregiudicata, perché insomma, ci sono persone che sono qui, o addirittura italiani o perlomeno stranieri, diciamo di seconda generazione, che non vogliono integrarsi, che rivendicano la loro origine e che non se ne vogliono andare, perché se uno rivendica la sua origine noi siamo felicissimi che si vuole andare a costruire il futuro del suo paese. Ma nel nostro paese deve essere anche lui un tassello nel costruire quello che è la nostra società, una società che va nell'ottica di essere regolata da regole di convivenza civili, dove l'educazione, l'italiano, avete detto prima, i precetti e le nostre tradizioni sono assolutamente importanti e da rispettare. Nessuno vuole che necessariamente che le persone vengano in Italia, ma se uno sceglie di venire in Italia rispetterà le nostre regole. E non vedo errori in questa riflessione, anzi. Senti, ti posso fare una domanda, ti posso porgere un'ultima domanda, dopodiché smetto di abusare del tuo tempo.
io e te ci ricordiamo l'Italia del 1992-94, che era un paese sull'orlo di una crisi di nervi. La domanda è, con questa soluzione e poi il referendum, riusciremo a metterci alle spalle questa transizione infinita che dura da mani pulite? Ma, guarda, questo lo chiedo sia all'onorevole che all'esperta di diritto, quindi all'avvocatessa. Ma tu hai perfettamente ragione, perché comunque sia la riforma il nuovo codice di procedura penale è nato con mani pulite, perché noi avevamo ancora il codice Rocco, che era il codice appunto post-unitario, quindi però degli anni 30, e proprio con mani pulite c'è stata questa svolta e questa riforma processuale molto molto importante, che però doveva assolutamente concludersi con questo passaggio, con la separazione delle carriere. Era prodromico a questa modifica costituzionale che poi, per paura, perché comunque sia mani pulite ha fatto molto male al paese e alla politica, perché purtroppo quando si mette in discussione quello che è il potere politico, quindi chi fa le leggi, è chiaro che ne esce un paese distrutto dal punto di vista politico, ma anche con una reazione politico-giuridica molto forte. A quel punto non era più possibile modificare la Costituzione, se non in un senso che doveva per forza confermare quell'assetto che aveva permesso di fare l'inchiesta di mani pulite. Quindi questo credo che sia stato un errore anche sistematico, devo dire, che si è prorogato, ahimè, fino a quest'anno, fino al 2025, quindi oltre 20 anni, anzi quasi 30 anni, e dobbiamo assolutamente fare in modo che si abbia quest'ultimo tassello che si compia e che ci sia la svolta. Per cui io sono ottimista, credo che gli italiani siano con noi, ci abbiano votato anche per questo. Vedo nell'opposizione veramente un'opposizione un po', pretestuosa, perché che non mi vengano a dire che sono tutti d'accordo, dal momento che molti degli esponenti di sinistra sappiamo che erano assolutamente favorevoli alla separazione delle carriere, hanno cambiato perché adesso fanno l'opposizione, quindi non possono più dirlo. Ecco, magari se ci fosse un po' più di oggettività e di condivisione di questi percorsi, sicuramente riusciremmo ad avere risultati migliori e più oggettivi, e magari avremmo avuto anche quella maggioranza qualificata di 2/3 del Parlamento per evitare un referendum. Così non è stato e quindi vedremo sorgere anche comitati, perché ora dovremmo avere presto la data che fissa, il decreto ministeriale che fissa la data del referendum, quindi e si apriranno dibattiti, io credo anche a volte ridicoli, devo dire, perché sentirmi dire da chi ha sempre difeso la separazione delle carriere che adesso invece si è messo a favore perché c'è un governo di centrodestra, mi fa un po' sorridere. Però noi andiamo avanti e ci crediamo, credo, Antonino. Io spero che veramente riusciremo a chiudere questo percorso e finalmente ad aprire la pagina di una giustizia più indipendente, di una giustizia più equilibrata, sia per i tecnici del diritto, per i magistrati, per gli avvocati e ahimè per chi ha a che fare con la giustizia, ma soprattutto per i cittadini. Molto bene. Allora Laura, grazie, poi avremo modo di ritrovarti a Zoom nei prossimi giorni. Grazie ancora del tuo tempo. Grazie Antonino, buona serata a tutti. Di nuovo, pausa, pubblicità e poi torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata speciale, lo possiamo dire, di Zoom. Stiamo parlando della soluzione di Matteo Salvini. Per quanto riguarda il caso Open Arms, al telefono c'è l'eurodeputata Susanna Ceccardi. Bentrovata Susanna. Buonasera a tutti voi. Buonasera a te, Io so che vi corri comunico... con l'orologio. Sì, perché guarda, proprio in questo momento sto partecipando ai negoziati per il trilogo sui paesi terzi sicuri, quindi per rimpatriare più clandestini possibile. Quindi ti abbiamo trovato proprio nel momento tra poco e mi dispiace tanto, ma vi devo lasciare perché è una partita troppo importante per il nostro paese, certo, per l'Italia, per il governo di centrodestra e per la Lega, che oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria, sicuramente la soluzione di Matteo Salvini sul caso Open Arms, ma anche la vittoria in Parlamento sull'approvazione della lista dei paesi terzi sicuri, quindi potremmo rimpatriare i clandestini senza che i giudici vengano a dirci che non è possibile farlo. Quindi questa è una partita importantissima per noi. Infatti, e ora insomma, allora buon lavoro a te, ad Anna Cisint e a Silvia Sardone su questo tema così delicato e su questa necessità di garantire sicurezza al vecchio continente. Allora, ti lascio trilogare, visto che è così. Grazie, ci sentiamo presto. Grazie Serate, ancora, buon buon Natale a lavoro tutti. Susanna. Ciao. Allora, io ringrazio l'onorevole Susanna Ceccardi che, come vedete, abbiamo pizzicato proprio nel momento più disadatto della serata, però come vedete ci ha tenuto anche lei a dire la sua. Adesso noi vediamo se riusciamo a entrare in contatto con l'onorevole Nicola Molteni che, come sapete, è sottosegretario all'interno e vediamo un po' se lui ha un pochino di tempo per noi per commentare appunto questa notizia. Chi meglio di lui, d'altronde, voglio dire, sottosegretario all'interno, lavora col ministro Piantedosi, quindi credo sia persona altrettanto titolata e qualificata a dire la sua sull'argomento. Vediamo un attimo il responso dell'oracolo del telefono. No, allora andiamo avanti con Laura Ravetto, per favore, perché vorrei sentire anche la sua opinione, sentiamo un pochettino che cosa ci dice la nostra Laura su quanto è accaduto. Dopodiché allo 0292947222 ognuno di voi sarà libero di dire tutto quello che vuole. Abbiamo cercato di darvi una viva sintesi, ecco, delle prime reazioni interne al partito, interne alla Lega riguardo a questa notizia e soprattutto un'analisi della situazione e le valutazioni in merito a questa
notizia. Vediamo un po' se... eccola qua, c'è Laura Ravetto. Buonasera Laura, ben trovata. Come stai? Come stai? Io bene. Tu come ti senti? Insomma, siamo felici non solo per il nostro segretario, nonché vice premier, ma anche per i cittadini italiani, perché si riappropriano finalmente della possibilità di vedere delle politiche migratorie di difesa dei confini che nessuno può più mettere in discussione. Cioè, parliamoci chiaro, no? Il fatto che ci sia stata questa violenza, diciamo, violenza in senso generale, però questa insistenza da parte di taluni magistrati nel voler portare avanti un processo dove il fatto neanche costituiva reato per, diciamo, parola di un altro magistrato, aveva poi un grande scopo, non solo quello di attaccare la Lega, ma anche quello di influire sulle politiche migratorie del nostro paese, perché è di tutta evidenza che dopo che Salvini è stato trascinato in un processo di 4 anni e mezzo e che ha dovuto sopportare quel che ha sopportato, sai, non è che il ministro che è venuto dopo o chiunque avesse l'ambizione di fare il ministro avrebbe avuto tanta voglia di mettersi in questi casini. Da oggi si dice, no, guardate, difendere i confini, come noi sapevamo già, non è reato, ma è un dovere del ministro dell'interno. Ecco, quindi fare il ministro dell'interno non è più reato. Questo Ecco, è importante, bravo. però... Questa è la sintesi del giornalismo. Però Laura, al di là delle battute, c'è anche una revisione del rapporto con la magistratura da introdurre a seguito di questa vicenda, o no? Sì, assolutamente. Allora, io sono sicuramente una di quelle che dice che bisogna... Vediamo un po'... Nel senso, dobbiamo andare a votare a questo referendum, far passare questa riforma della giustizia, ma non perché vogliamo proteggere la politica dai magistrati, perché banalmente non vogliamo più ingerenze politiche dei magistrati sulla politica, e non perché la politica sia bella, buona, ma perché banalmente la politica è espressione della volontà dei cittadini. Quindi alcune che dicono che i confini non possono essere chiusi, per fortuna, ripeto, procuratori, perché poi i magistrati hanno mentito questa tesi, dei magistrati che dicono che è un imam che in qualche modo giustifica i fatti del 7 ottobre, che dice che Hamas è una forma di resistenza, non possa essere rimpatriato, dei magistrati che ci rimandano indietro dai centri di Albania gli immigrati irregolari, stanno facendo politica migratoria e stanno facendo politica internazionale, e questo è inaccettabile. Certo, questo è evidente. Ecco, ma a maggior ragione lo chiedo anche a te, visto che tutti e due abbiamo visto l'Italia dei primi anni 90, che era un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Riusciremo a chiudere questa stagione cominciata con Mani Pulite, questa eterna transizione? Dipende dal referendum. Dobbiamo far capire alle persone che questa è l'occasione per mettere, diciamo, in atto quella volontà che poi tutti esprimono nelle sedi amicali, nelle sedi lavorative, perché la fiducia della magistratura è molto bassa, i cittadini si lamentano molto di come occasione per farla funzionare. Parte da questo prima riforma della giustizia, quindi parte da questo referendum, quindi andiamo a votare e questa è l'occasione per cambiare le cose, perlomeno per eliminare un po' di politica e un po' di corrente all'interno. Molto bene. Laura, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e niente, noi ci ritroviamo Grazie a voi, siamo qua in Grazie. aula, stiamo votando la fiducia, quindi forse avrete anche sentito un po' di interferenza Grazie, la radio è sempre nel mio cuore. Ci sentiamo martedì. Grazie a te, buon lavoro, ciao. Ciao, buon lavoro. Ciao. E allora, noi adesso proseguiamo la nostra trasmissione, ovviamente aspettiamo di ricevere altri 2 ospiti, vediamo se riusciamo a beccarli al telefono, perché naturalmente sono momenti un po' concitati, un po' c'è chi ha lavoro in aula, un po' c'è chi chiaramente in commissione, un po' c'è chi sta svolgendo le sue funzioni, quindi
è un po', diciamo così, un programma proprio cotto e mangiato, ma questo, come vedete, il bello della diretta, e questa è la forza immane della radio, che è quella di raccontare la realtà nel momento in cui essa si verifica ed essa accade. Allora, io intanto faccio, vi dico 340 670 9659. Abbiamo al telefono il sottosegretario il sottosegretario Nicola Molteni, che è sottosegretario all'interno. Buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Sottosegretario, scusi se le facciamo questo agguato qui con la radio, però naturalmente chi meglio di lei può commentare questa assoluzione, visto che a maggior ragione lavora anche con il successore diretto di Matteo Salvini all'interno, che è il ministro Piantedosi. Come trova questa notizia? Una grandissima soddisfazione, anche perché io all'epoca ero con orgoglio e sono stato con orgoglio sottosegretario quando Matteo Salvini è stato ministro dell'interno, quindi ho vissuto in prima persona, in diretta, quella straordinaria stagione politica con Matteo Salvini ministro dell'interno, una straordinaria stagione politica per Salvini, per la Lega e per tutto il Paese, visto i risultati straordinari che ottenne in quei 14 mesi al Ministero dell'Interno. Una grandissima soddisfazione, una grandissima gioia, finalmente viene riconosciuta giustizia, verità e la bontà dell'operato di Matteo Salvini. Oggi noi abbiamo una certezza in più nella lotta all'immigrazione clandestina, nella lotta a scafisti e trafficanti, ovvero che difendere i confini non è mai reato. Salvini, da ministro dell'interno, all'epoca ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto con orgoglio, l'ha fatto con fierezza, l'ha fatto con coraggio, l'ha fatto a testa alta e l'ha fatto per difendere il popolo italiano. E quindi credo che oggi finalmente si porta a verità al fatto che difendere i confini non è mai il reato, e oggi quindi abbiamo una certezza in più nella lotta all'immigrazione clandestina. Il ministro dell'interno, guardate, è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il ministro dell'interno ha il dovere di difendere i confini italiani, di garantire la sicurezza del paese, di contrastare l'immigrazione clandestina e di coordinare il controllo delle difese esterne del nostro paese. Salvini l'ha fatto a testa alta e oggi finalmente gli viene riconosciuto la bontà e l'apprezzamento totale e complessivo di un lavoro straordinario che rimarrà nella storia. Questo processo, come ha giustamente detto Giulia Bongiorno, l'avvocato di Salvini, non doveva nemmeno iniziare. Questo processo è iniziato per un voto politico da parte delle sinistre del nostro paese che, sapendo di non poter battere la Lega e Salvini attraverso lo strumento democratico del voto, lo hanno mandato alla sbarra. Dopo 5 anni di gogna giudiziaria e mediatica, finalmente viene riconosciuta la bontà e la straordinarietà del lavoro di Matteo Salvini, quindi una grande soddisfazione per Matteo, per la sua famiglia e per tutto il popolo italiano. E poi, sottosegretario, diciamoci anche un'altra cosa. Qui non era in ballo soltanto la questione della fedina penale di Matteo Salvini e di un suo eventuale futuro nelle patrie galere, che non si è verificato per fortuna, ma era anche in gioco la libertà d'azione di qualsiasi suo successore al Viminale. O no? Assolutamente, perché quello che Salvini ha fatto l'ha fatto nell'esercizio delle funzioni, nell'adempimento delle funzioni tipiche del Ministero dell'Interno. Condannare Salvini avrebbe voluto condannare l'azione politica, azione politica che era la diretta conseguenza di una volontà popolare. Quando il popolo, votando la Lega e Salvini, hanno mandato Salvini al Ministero dell'Interno, gli hanno chiesto un mandato chiaro, un mandato preciso, che era quello di contrastare l'immigrazione illegale, che era quello di contrastare le attività criminali degli scafisti, che era quello di difendere i confini del nostro paese, che era quello di proteggere e tutelare la sicurezza dell'Italia e degli italiani. Quindi un mandato politico chiaro che Salvini ha adempiuto con grande capacità, con grande coraggio, con grande determinazione, ottenendo risultati storici nella lotta all'immigrazione clandestina. Censurare e condannare quell'azione avrebbe voluto dire censurare e condannare l'azione politica di un ministro e quindi mettere in discussione le reali capacità e le reali potenzialità di un ministro. Per questo io dico che oggi noi abbiamo una certezza in più. Oggi il nostro paese, grazie a questa giusta e meritata assoluzione, abbiamo una convinzione in più che difendere i confini italiani, che difendere le frontiere del nostro paese, che difendere la libertà, la democrazia, l'identità di un popolo, contrastando l'immigrazione illegale, non può mai essere riconosciuto come un reato. Spiace perché ovviamente 5 anni di processo lungo, di partecipazione continua e sistematica alle udienze di Palermo hanno tolto serenità, tranquillità
a Matteo Salvini, ma Matteo Salvini ha dimostrato coraggio, forza, fierezza, e che se si fa politica nell'interesse chiaro di difendere l'interesse nazionale lo si fa a testa alta. Quindi è una giornata secondo me importante per la libertà, come hai detto giustamente tu, per la democrazia, per la civiltà, per la difesa della sicurezza del paese. Sicurezza e libertà sono due valori fondamentali che vanno assieme e oggi finalmente questi principi vengono scolpiti nella roccia, grazie, ripeto, al coraggio e alla determinazione di Salvini. Sottosegretario, per concludere, ringraziandola del tempo e dell'imboscata che le abbiamo teso, come si chiude l'anno per il Ministero? Si chiude con alcuni dati positivi, ad esempio sul tema dell'immigrazione, con noi quest'anno certifichiamo per 2 anni di fila la diminuzione degli ingressi irregolari del 60%, si chiude con un aumento invece dei rimpatri, noi sfonderemo la cifra dei 6.000 rimpatri, 3 anni fa erano 3.000 rimpatri, quest'anno faremo 6.000 rimpatri, quindi in questi 3 anni per ogni anno più 20% di rimpatri, si chiudono con 39.000 assunzioni delle forze di polizia in 3 anni, quindi 13.000 assunzioni di forze dell'ordine all'anno, vale a dire il doppio delle assunzioni che faceva quando la sinistra era al governo, si chiudono con 4.000 sgomberi di case occupate abusivamente, si chiudono con l'istituzione delle zone rosse, si chiudono con 6.800 militari di strade sicure a presidio delle nostre città e delle nostre stazioni, si chiude con un impegno che deve andare esattamente in questa direzione, continuare a rafforzare il bisogno, la domanda, l'aspettativa di sicurezza dei cittadini italiani, contrastando baby gang, maranza, immigrati, spacciatori e contrastando l'immigrazione illegale. L'immigrazione legale, se sostenibile, può essere utile, l'immigrazione illegale e clandestina genera caporalato, sfruttamento, ghetti, vulnerabilità, crea il fenomeno dell'islamizzazione delle nostre comunità, quindi l'impegno della Lega è quello di continuare a difendere la sicurezza degli italiani e a contrastare senza se e senza ma l'immigrazione clandestina. Allora, grazie, buon Natale e buon lavoro. Grazie a voi e questa è una giornata per voi, per noi, ma soprattutto per tutti i cittadini italiani, soprattutto per Matteo Salvini. Molto bene. Allora, io ringrazio ancora Nicola Molteni, il sottosegretario appunto all'interno, insomma, parole molto chiare anche che scolpiscono in maniera molto chiara quello che sarà il futuro, cioè questo processo non era soltanto la questione Salvini, non era soltanto il politico Matteo Salvini, la persona Matteo Salvini. Al centro c'era appunto la libertà di azione di un ministro dell'interno, chiunque egli sia. Attenzione, chiunque egli sia. E la risposta mi pare che sia venuta abbastanza chiara dai magistrati della Corte di Cassazione. Allora, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. L'ANSA è definitiva l'assoluzione di Salvini per il caso Open Arms. Intanto apriamo il telefono allo 0292947222 se volete commentare questa notizia. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione. Meloni, l'accusa era infondata, il fondatore della ONG è una decisione politica. L'avvocato Bongiorno, che ha difeso il vice premier, questo processo non doveva neanche iniziare. Altre notizie, abbiamo poi Capasa, la sfilata di Armani chiuderà ancora la settimana della moda, l'Ucraina, Putin attacca gli europei porcellini accodati a Biden, tra l'altro una definizione un po' ironica e un po' no, e vediamo un attimo, scusate un attimo perché abbiamo, ecco qua, noi naturalmente stiamo contattando altri ospiti e questo chiaramente ci richiede qualche tempo tecnico. Qualcuno ha il problema di avere il telefono occupato, qualcuno ha il problema di che non può rispondere, per cui come potete immaginare anche qui è proprio il bello della diretta, così come viene. Però a maggior ragione adesso aspettiamo le vostre parole allo 0292947222 oppure 340 670 9659. Vi dicevo, è definitiva, scrive l'ANSA, l'assoluzione per il vice premier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona, rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione, che hanno rigettato
il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. Il termine soddisfazione esprime quello che sento in questo momento. Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto in aula. Era totalmente fuori dal mondo il ricorso della Procura, ma ciò che ci interessa è la correttezza dell'operato di Salvini. Questo è quello che afferma l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteo Salvini, dopo la decisione della Cassazione. Tutto questo è la conferma del fatto che è partito un processo che veramente non doveva nascere e ciò è stato confermato anche dalle conclusioni della Procura Generale. Tra l'altro, oltre a questo, vogliamo dare un'ulteriore occhiata alle ultime notizie. Poi sapete che c'è stato... ecco, abbiamo al telefono la signora Lisetta. Buonasera Lisetta. Buonasera a tutti. Allora, senta, prima cosa complimenti naturalmente al nostro ministro Salvini per la vittoria di oggi da Lisetta. Poi, signor Tonino, lei aveva accennato a Israele. Io volevo dire qualcosa, sì. Non so, se no dirò un'altra volta. Prego. Allora, su Israele volevo dire appunto qualcosa. Secondo me, signor Tonino, Israele si fermerà quando finiranno gli attacchi. Il progetto sionista, sempre secondo me, della grande Israele si fermerà quando si fermeranno i biechi progetti islamici, dico io, della cancellazione dello stesso Israele dalla faccia della terra, come punto primo dei programmi di teocrazie islamiche che fanno dello sterminio dei cristiani, ebrei e qualsiasi altra minoranza il loro modello, signor Tonino, di amministrazione statale. Non mi soffermo nemmeno a ricordare che in tutte le guerre arabo-israeliane sono sempre stati i paesi arabi limitrofi ad attaccare per primi Israele, e neanche per ingrandirsi territorialmente, ma proprio, secondo me, per sterminare gli ebrei. Ecco, non vorrei che la reazione, signor Tonino, richiesta a Israele la prossima strage in stile 7 ottobre, sia quella di una vibrante lettera di protesta, sempre secondo me, a fronte di 1200 persone massacrate nei modi più orrendi nel giro di 12 ore da Hamas. Tutto qua, io la saluto e buona serata e complimenti ancora al nostro ministro Salvini. Grazie a lei, cara Lisetta. C'è poco da dire. Facciamo un esempio banale. Se l'Egitto non avesse a partire dal 64 cominciato tutto un attrito continuo e un'escalation di minacce nei confronti di Israele, Israele non avrebbe compiuto la guerra dei 6 giorni, non avrebbe occupato il Sinai e l'Egitto non avrebbe perso la striscia di Gaza. Allo stesso modo le alture del Golan, se non fosse venuto l'attacco dalla Siria, oggi quelle alture non sarebbero di territorio israeliano, e così ancora la Cisgiordania. Quindi Israele si è sempre difeso, non ha portato guerra agli altri, e ogni volta in cui ci sono stati stati arabi, questi lo hanno fatto per attaccare e distruggere lo Stato di Israele. Vi ricordo ancora che la risoluzione dell'ONU che ha dato vita allo Stato di Israele prevedeva anche uno Stato arabo, e gli arabi non hanno voluto fin dall'inizio. Chi grida dal fiume al mare non fa altro che riprendere quelle idee e propagandare odio, antisemitismo e antisionismo e disprezzo nei confronti del popolo ebraico, né più e né meno. Un popolo che vorrebbe vivere semplicemente tranquillo, in santa pace, farsi la sua vita nel suo stato, con le sue start-up, col suo progresso, con le sue capacità tecnologiche, non solo, culturali e così via. O andare a Bondi Beach a celebrarsi la Hanukkah in santa pace, invitando degli amici, invitando gente non necessariamente di religione ebraica o cristiana, arabi, atei, quello che volete voi, e nessuno gli dovrebbe sparare. Questo è quanto. Chi prova a giustificare dicendo però quella, ecco, non fa altro che fare il gioco di quelli lì con la barba a Gaza che ancora oggi pretendono di comandare e ammazzano gente per strada sotto forma di processi sommari. Noi stasera festeggiamo un processo
che si è svolto appunto secondo i criteri della legge italiana, e invece da quelle parti il processo sommario ti sparano direttamente in testa e finisce. Quello è Hamas. Chi va in giro a dire dal fiume al mare vuole uno Stato come quello. Allora, bella gente, si sono fatte le 19, 29 minuti e 40 secondi. Che dire di più? Noi adesso ci fermiamo in pausa, ci sentiamo una bella canzone. Che dici? Che dici, Natalia? Una bella canzone, sai che cosa ci sentiamo? Ma sì, dai, un Si viaggiare di Lucio Battisti, se ce l'hai, anno di grazia 1977, tiriamo un poco il fiato e poi ci abbiamo alla parte finale di questa trasmissione. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po' e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare, chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare. Quel gran genio del mio amico, con le mani sporche d'olio, capirebbe molto meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire. Certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte
Grazie Natalia, appunto era il 1977, lui era l'immenso Lucio Battisti con Sì viaggiare. E che ora si è fatta? Le 19:34 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom che diciamo ha alterato la sua scaletta del mercoledì perché appunto la breaking news ovviamente è quella dell'assoluzione di Matteo Salvini in Cassazione per quanto riguarda il caso Open Arms. Natalia, proviamo con Paolo Formentini al volo, per favore, vediamo se riusciamo a beccarlo, dopodiché direi che possiamo avviarci alla conclusione della nostra trasmissione e naturalmente speriamo di avervi offerto un adeguato riscontro della situazione politica, un adeguato quadro degli umori e delle impressioni ovviamente nel partito per quanto riguarda questa notizia. Vi invito a seguire radiolibertà.net perché naturalmente anche il sito sta facendo una sua diretta della vicenda e della situazione, quindi potete trovare anche dopo la fine della nostra trasmissione, tra circa 10 minuti, troverete ulteriori videopillole, ulteriori interventi e commenti da parte del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Poi domani Sava Sandir, Semivarin condurrà la rassegna stampa e quindi domani dalle 7:30 in poi avrete ulteriori spunti di riflessione in merito a quanto deciso oggi dalla Suprema Corte di Cassazione in quel del suo bellissimo palazzaccio, come viene chiamato, la sua sede in quel di Roma. Allora, voi non volete intervenire allo 0292947222, io vado avanti. Diamo qualche altra occhiata alle ultime notizie. La Meloni, appunto, vi dicevo, ha riferito in Parlamento dubbi sull'uso degli asset russi, se manca la base giuridica è una vittoria per Mosca. Ancora, i primi funerali a Sydney delle vittime della strage di Bondi Beach, nella sinagoga alle esequie del rabbino Eli Schlanger, incriminato per terrorismo e 15 omicidi, il killer sopravvissuto. Le vacanze tra Natale e la Befana, 19,3 milioni di italiani in viaggio, Federalberghi per il 91% sarà la meta preferita. Va bene Natalia, no problem. Allora, non riusciamo a entrare in contatto con Paolo Formentini, pazienza, direi che possiamo avviarci quindi alla parte finale della nostra trasmissione. Si sono fatte le 19:37 minuti e 32 secondi, andiamo a dare un'occhiatina alla ADN Kronos e poi anche alla BBC per quanto riguarda le notizie dal mondo, le notizie estere. Diamo un'occhiatina all'ADN Kronos. Open Arms, la Cassazione, definitiva l'assoluzione per Salvini, la decisione dei giudici della quinta sezione penale, illegale Giulia Bongiorno, questo processo non doveva neanche iniziare, la Meloni, difendere i confini non è reato. Ancora, per 33 anni ostaggio dell'Italia dove è nata e cresciuta, ora è finalmente apolide il decreto del Viminale. A Suada Hadzovic è stato concesso lo status che le permette di avere un passaporto e muoversi liberamente anche all'estero. Finisce un paradossale cortocircuito della burocrazia. Putin, i leader europei isterici porcellini, se Kiev non cede territori li prenderemo con la forza. USA in pressing su Mosca verso nuove sanzioni, il Cremlino minaccia relazioni a rischio, notte di attacchi e droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio a Krasnodar, esplosioni anche nella capitale. L'UE accelera per l'intesa sull'uso degli asset russi. Ancora, Meloni da Russia pretese irragionevoli, queste sono le comunicazioni alla Camera, mantenere la pressione, ribadisce l'Italia non manderà soldati in Ucraina. Le comunicazioni alla Premier in aula in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione. L'utilizzo degli asset russi, se la base giuridica è solida.
Ancora la manovra, la pensione anticipata rallenta dal 2031. Che cosa cambia? Dal 2031 il riscatto della laurea breve pesa meno per raggiungere i requisiti necessari al prepensionamento. Serena Mollicone al processo d'appello bis il giorno di Franco Mottola, le dichiarazioni all'accusa, che cosa ha detto? E poi il caso nave italiana fermata in Francia, il mistero del dispositivo spia, pista di interferenza straniera. Infine, per chi ha piacevoli ricordi di tale esperienza, Unione Europea Gran Bretagna, accordo sul rientro di Londra nel programma Erasmus, conclusi anche i colloqui esplorativi per l'adesione della Gran Bretagna al mercato dell'elettricità dell'UE. Sta a vedere che piano piano gli inglesi si sbrexitano e rientrano nell'Unione Europea. Tutto può succedere, guardate, George Bernard Shaw diceva: tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo. Vediamo anche la BBC, eccoci qui, la BBC che apre con Abramovich deve pagare dei soldi con del denaro ottenuto dalla vendita del Chelsea per mettere questi soldi nel fondo sull'Ucraina, oppure finirà in tribunale. Questo è quello che dice Sir Keir Starmer, il primo ministro britannico. Il primo ministro ha detto che Roman Abramovich dovrebbe diciamo fare la sua parte e fare che dovrebbe essere contento del fatto che i soldi conseguiti con la vendita del Chelsea vadano a vantaggio degli ucraini. Quindi, come vedete, questi sono già i primi effetti, no, dell'uso degli asset russi. Il primo ministro Keir Starmer, inglese ovviamente, ha detto che l'oligarca russo Roman Abramovich deve pagare adesso dei risarcimenti alle vittime della guerra in Ucraina, oppure si troverà in tribunale. Il signor Abramovich, ex proprietario del Chelsea Football Club, si era impegnato nel 2022 stabilendo che i 2 miliardi e mezzo di sterline, che sono un paio di miliardate di euro, che aveva ricavato dalla vendita del club, sarebbero stati utilizzati a beneficio delle vittime dell'invasione russa dell'Ucraina. Ma c'è stato un ritardo nella consegna di questo denaro, fondi che per adesso sono al momento congelati su un conto britannico, dovuto appunto a una lite sul modo in cui questi soldi dovrebbero essere precisamente impiegati. Il primo ministro Keir Starmer ha detto alla Camera dei Comuni quest'oggi: il mio messaggio ad Abramovich è molto chiaro, l'orologio sta ticchettando, il governo vuole che i soldi siano utilizzati per l'aiuto umanitario, ma Abramovich ha insistito che sarebbe stato utilizzato per tutte le vittime della guerra, intendendo anche che dei russi avrebbero potuto beneficiare di questi soldi. L'oligarca non ha diritto d'accesso a questi soldi, questo perché è soggetto a sanzioni da parte del Regno Unito, ma legalmente il denaro che ha incassato dalla vendita del Chelsea gli appartiene da un punto di vista giuridico. Nel dare le ultime informazioni, gli ultimi aggiornamenti ai parlamentari inglesi, Starmer ha detto che il Regno Unito ha emanato una licenza che permette di trasferire questi 2 miliardi e mezzo di sterline della vendita del Chelsea al fondo per gli ucraini, e sono soldi appunto che sono stati congelati dal 2022. E inoltre ha lanciato un messaggio ad Abramovich dicendogli: onora l'impegno che hai fatto e paga adesso, e se non lo farai noi siamo pronti a portarti in tribunale e a far sì che ogni singolo penny raggiunga quelli le cui vite sono state distrutte dalla guerra illegale di Vladimir Putin. Quindi Starmer mostra i piccoli con Abramovich. 19, 43 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Diamo anche un'occhiata all'ADN Cronos, definitiva la soluzione per il ministro Matteo Salvini. Questa è la notizia con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione stasera. Questa è la decisione dei giudici della quinta sezione penale della Cassazione nel processo Open Arms. Salvini il 20 dicembre del 24 era stato assolto dal Tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste
dalle accuse di sequestro di persone e rifiuto d'atti d'ufficio. Accuse che erano state mosse dai PM per non aver consentito nell'agosto del 19 lo sbarco della ONG spagnola rimasta in mare per 19 giorni con a bordo 147 migranti. All'epoca Salvini era ministro dell'interno nel governo di Giuseppe Conte. 5 anni di processo, difendere i confini non è reato, ha scritto sui social il vice premier e ministro delle infrastrutture dopo il pronunciamento della Corte. Come abbiamo già detto, l'avvocatessa Giulia Bongiorno, che ha difeso, nonché senatrice della Lega, che ha difeso Matteo Salvini, dice appunto si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quel che ho sostenuto in Arringa. Era totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma soprattutto quello che qui ci interessa è la correttezza e l'operato di Salvini. Tutto questo è la conferma del fatto che è partito un processo che non doveva nascere, sottolinea la penalista, e ciò è stato confermato anche dalle conclusioni della Procura Generale. Con questo io vi ringrazio del saluto, ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con i Radiohead Creep del 1992 e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.